La partecipazione deve essere ripresa in mano come parte essenziale da anteporre a qualsiasi decisione su grande opera, grande evento o anche su scelte, come dire, strategiche di pianificazione. Penso alle questioni legate al trasporto, penso alle questioni legate appunto ad esempio anche all'evoluzione economica dei territori in relazione al collasso climatico, alla crisi climatica. Quindi senza voler toccare per forza oggi ancora una volta il tema delle Olimpiadi, il tema delle opere scelte dalla Regione del Veneto e non condivise purtroppo con i territori, ciò che dobbiamo trarre come assoluto insegnamento è questo aspetto, il fattore che la cittadinanza non è un soggetto da interpellare esclusivamente in campagna elettorale, ma deve essere coinvolto all'interno dei processi, perché sanno proporre, sanno dare contributo di ascolto. Lo si è detto anche recentemente in occasione della commemorazione del disastro del Vajont e dell'olocausto che ha causato quasi 2000 morti, di fronte alla incapacità di ascolto dei cittadini del territorio che conoscono il territorio, si è dato il via a un evento terrificante e con conseguenze terrificanti. Ecco quindi che da questi, anche nelle piccole scelte o nelle scelte strategiche di pianificazione, questo sia un monito davvero tenuto in considerazione e rispettato dai politici. Il dossier di candidatura ci diceva Olimpiadi a costo zero, Olimpiadi sostenibili, Olimpiadi rivolte alla legacy. Bene, sul costo zero ormai è dimostrato dai vari provvedimenti istituzionali costeranno oltre 5 miliardi e 300 milioni. Riguardo la sostenibilità non è stata affrontata la VAS, la valutazione ambientale strategica, quindi ci manca uno strumento di partecipazione e di condivisione che misuri se realmente le varie opere sono sostenibili o meno, e il terzo aspetto strategico riguarda le future generazioni, quindi la legacy. Cosa lasceranno queste grandi opere a chi anche oggi deve ancora nascere, ad esempio? Lasceranno ben poco. Se guardiamo da Longarone fino a Cortina lasceranno quasi 1 miliardo di euro in opere stradali. I nostri giovani mangeranno asfalto e cemento, o forse ai nostri giovani non dovevamo pensare a un'offerta della montagna completamente diversa da quella prospettata dalla sommatoria di strade e di grandi infrastrutture?